Noi riteniamo che sia il momento di riaprire il confronto, di riaprire il tavolo. La vicenda CTV è una vicenda complessa, siamo molto preoccupati per le ricadute che può avere dal punto di vista occupazionale e anche di effetti sui cittadini, per i servizi alla cittadinanza. La questione a CTV-AVM è diventata ancora più spinosa, soprattutto nelle ultime settimane con le aggressioni a bordo dei mezzi. Per questo la CISL ritiene fondamentale la riapertura del dialogo con l'azienda di trasporto e lancia una proposta. Quello che noi vogliamo ribadire oggi è questo: c'è una trattativa che deve essere ripresa per definire un contratto integrativo che regola il funzionamento del trasporto pubblico locale veneziano, ma che deve necessariamente riconoscere le specificità che Venezia ha per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda il servizio alle isole, per i residenti, per i lavoratori, per i servizi, per gli ospedali che sono presenti anche a Venezia. Questo riconoscimento deve essere fatto attraverso il tavolo istituzionale che era già stato convocato a maggio, che deve essere riconvocato, quindi è una precisa richiesta, perché a quel tavolo partecipano il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Veneto, la Prefettura, il Comune di Venezia, la città metropolitana e le organizzazioni sindacali confederali. A quel tavolo noi chiediamo che ci sia un riconoscimento anche di natura economica rispetto a quelle specificità che poi ci permettono di risolvere anche i problemi legati all'inquadramento, alle varie richieste che vengono fatte appunto e al bilancio di questa società. Riteniamo che come organizzazione sindacale, insieme a tutti gli altri soggetti che partecipano al tavolo e soprattutto con l'amministrazione comunale, che si effettui attraverso un esperto, economista, docente, la possibilità di fare una sorta di due diligence sui dati che vengono contestati rispetto agli ammanchi e ai dati bilanci, fermo restando che noi li riteniamo assolutamente attendibili.